Ci si riprova per dare il via a questa quinta corsa sul doppio chilometro. La macchina sta raccogliendo i partecipanti, quindi la prima fila è già composta per i 4 sesti e nella seconda fila invece sia il numero 7 che il numero 8 che hanno avuto dei problemi nelle fasi di preparazione sono perfettamente allineati. Ora si sono tutti ricongiunti, un po' discosto dall'ala Gaudi B e anche il numero 6 di Match Point non sembra partecipare al lancio, la macchina accelera, retta delle scuderie e si parte. Il più veloce di tutti sembra Jessica De Gleris, ma prova a difendere la posizione Garibaldi Rich e siamo al via di questo match assolutamente interessante per vedere chi riuscirà a mantenere la leadership della corsa. Ci riesce Garibaldi Rich che si difende dal tentativo di Jessica De Gleris che non trova posizione alla corda e quindi viene sfilata anche da Glenn Mail che prende la seconda posizione. I primi 200 metri in 14 molto svelti, rimane a destra Jessica De Gleris perché serra sotto anche Gregory Starr e ora Roberto Ruvolo con Garibaldi Rich prende in mano quando arriviamo ai 400 metri in 29,4, quindi Garibaldi Rich davanti a tutti. Gaudi B già si presenta in terza ruota a destra di Match Point e prova non senza accelerare più di tanto ad avvicinarsi ai primi quando arriviamo ai 600 metri trascorsi in 45,6, un 16,2 di tutto comodo che ha permesso a Gaudi B appunto di avvicinarsi senza particolari strappi alle prime posizioni ma sempre navigando in mezzo alla pista. Ora Roberto Ruvolo prova ad accelerare un po' perché è arrivata Gaudi B. 14,9 per la retta delle scuderie, Roberto Ruvolo è davanti con il suo Garibaldi Rich e ora c'è una pariglia che lo segue alla corda, abbiamo Glenn Mail e poi Gaudi B alla sua destra, poi tutti gli altri a seguire con Gregory Starr il terzo alla corda e dietro di loro abbiamo sia Jessica De Gleris che Match Point. Stiamo per arrivare, abbiamo passato il chilometro in 1,15,8, le posizioni sono rimaste quelle, tutti sembrano in controllo. All'ultima posizione abbiamo Gloria dei Venti e ora andiamo nella penultima curva. Quindi ripetiamo ancora che davanti a tutti abbiamo Garibaldi Ricci che sta moderando 15,1 l'ultimo parziale. Come vedete Roberto Ruvolo prova a svegliare il suo allievo in questo momento. Gaudi B è tranquillamente posizionata alla sua destra, 15,3 il parziale della curva, incomincia a sgridare il proprio allievo Roberto Ruvolo per incitarlo ad accelerare un po' perché Gaudi B sta diventando predominante. Gaudi B passa quando siamo a 400 metri dall'arriva in difficoltà Garibaldi Rich, arriva anche Match Point per dare seguito a quello che era il match previsto. Dietro di lui Glenn Mail riesce a infilarsi mentre Garibaldi Rich retrocede, arriva anche fortissima in terza ruota un numero che non riusciamo a distinguere da qua, credo che sia Gregory Starr e comunque entra in retta d'arriva Gaudi B però è Gregory Starr che ha preso un abbrivio assolutamente interessante. Gaudi B si difende, sbaglia Match Point e fin sul palo è Roberto Vecchione che si difende Gregory Starr. Al terzo posto Grace Di Casei che difende il terzo posto da Glenn Mail. 1,15,3 la media chilometrica per portare a casa questa corsa che Roberto Vecchione ha gestito con grandissima abilità, prendendo ovviamente la terza ruota all'inizio e arrivando a destra di quello che era il leader e poi dopo sprintando sulla curva per aggiudicarsi la prima posizione e quindi anche la corsa. Quindi vince Gaudi B per Roberto Vecchione, Paolo Romanelli al training e questo maschio da Marajà e Novelinotte della proprietà della signora Karim Walter che vince anche questa seconda corsa in giornata. Termini numerici, primo il numero 1, secondo il 5, terzo il numero 7, poi abbiamo al quarto posto il 4 e al quinto posto il numero 2 per questa quinta corsa dall'ippodromo.